momento così anche pericoloso, nel senso che abbiamo una tensione legata alla paura per la pandemia, tensioni legate alle preoccupazioni economiche, e c'è qualcuno che si preoccupa di far cadere il sindaco, che è l'unico vero riferimento nel territorio anche da un punto di vista sanitario. Quindi io credo che Fabio debba ricandidarsi, perché ha dimostrato sul campo di meritarsi quella fascia tricolore, di meritarsi il ruolo che aveva conquistato democraticamente, e quindi guardi che è una dichiarazione di peso questa, Chies. Cioè è una dichiarazione di peso, cioè Conte dice, dalla Lega, dal suo osservatorio, dice il candidato, sarebbe bene che Fabio Chies si ricandidasse. Io ovviamente, noi abbiamo il io penso che Mario sia prima di tutto... Aspetti, prima Conte e poi Chies. Aspetti, Chies, Conte cosa? Allora, il rapporto che ho io con Fabio è di amicizia vera e di collaborazione amministrativa vera. Poi io non sono il coordinatore provinciale della Lega, non sono il segretario, non sono nulla, sono un sindaco che ha lavorato bene in questi anni con il comune di Conegliano e con Fabio Chies. E se mi dite Fabio cosa dovrebbe fare, secondo me ricandidarsi, perché si è meritato sul campo la fascia tricolore del comune di Conegliano. Ecco, con la Lega al fianco, la Lega poi sarà il suo candidato. Perché... Se la Lega mi chiederà cosa ne pensi di Fabio Chies, io dico è un ottimo candidato. Va bene, Chies?